Rispondo volentieri perché è un chiarimento necessario. La politica finanziaria spesso è corrispondente anche al momento che l'economia vive. Noi abbiamo oggettivamente una situazione di crollo del prodotto interno lordo e crollando il prodotto interno lordo crolla il gettito e la disponibilità di risorse finanziarie dei bilanci pubblici. E quindi siamo obiettivamente in un momento di estrema difficoltà. Questo però non giustifica assolutamente il venir meno di scelte importanti. Bisogna in questi momenti di difficoltà davvero scegliere, fare una scelta coraggiosa, scegliere per le cose importanti anche se apparentemente non sono urgenti. In questo caso la scelta che il governo però sta facendo, io devo riconoscerlo, sta facendo di completare il finanziamento dell'infrastruttura, d'intesa anche con la Regione che mette la sua parte. Stiamo per finanziare un altro 1,5 milioni proprio dal bilancio regionale per il completamento e nello stesso tempo per assicurare le spese per la gestione. Io ho avuto assicurazioni dal governo, in particolare dal Ministero, dalla Direzione Generale della Ricerca, che non ci saranno problemi per la gestione di questa importantissima infrastruttura e conto su questa assicurazione che è importantissima per poter proseguire. Ecco, professoressa, sì, voleva dire una cosa anche lei? Sì, ma io vorrei unirmi come dire, alla speranza e alle rassicurazioni che ha dato il governo. Purtroppo devo dire che questa mobilitazione in Sardegna a difesa del radiotrasmettitore di San Basilio è nata dal fatto che abbiamo visto che il governo ha purtroppo tagliato i fondi della ricerca. Se poi vengono reintegrati, io mi fido della parola dell'assessore La Spisa, lo conosco da tanti anni, quindi non ho alcun dubbio che lui questa rassicurazione le stia dando in assoluta buona fede. Temo però che i tagli continui alla ricerca possano, in Italia complessivamente, possano interessare anche la Sardegna e questa importante struttura e noi stiamo unitariamente portando avanti questa battaglia perché questo non possa avvenire. Professoressa Hack, qui c'entra proprio l'idea del come spendere i soldi e perché, no? Perché, voglio dire, i fondi della ricerca sono gli stessi dei fondi della scuola, non c'è un'utilità immediata. Tagliare la ricerca è una visione molto miope, perché dalla ricerca, anche quella che sembra ricerca pura, senza fini di applicazione immediata, è quella che poi porta alla ricerca applicata e alle grandi scoperte tecnologiche. E per esempio in questo campo della radioastronomia intercontinentale c'è una tecnologia estremamente sofisticata che poi ha applicazioni nella ricerca spaziale, in tutte le nuove tecnologie e che è fondamentale per la crescita di un paese. Il non capire questo, il tagliare fondi alla ricerca, è una visione estremamente miope che destina l'Italia a un continuo degrado. Non c'è il rischio di una, di una visione proprio mercantile nel senso spicciolo, nel senso quello che fa fare i soldi subito lo facciamo, quello che fa fare i soldi che non dà una riuscita immediata non lo facciamo più. Il problema della ricerca è il problema della scuola, cioè se non si investe nel futuro non si investe nemmeno nel presente, o no? La ricerca dà risultati anche a distanza di decenni, però i risultati arrivano e non capire questo vuol dire appunto avere una visione molto miope. Pensiamo a paesi come il Giappone che hanno investito enormemente nella ricerca e i cui prodotti oggi dominano tutto il mondo in tutti i campi. Noi tagliamo la ricerca di base perché non dà risultati immediati. Questo è veramente il comportamento più masochistico che si possa immaginare, il destinare l'Italia a un degrado, a diventare un paese del terzo mondo. Ecco, io ringrazierei gli ospiti in collegamento, quindi Margherita Hack, grazie di essere stata con noi, l'onorevole Salis e l'onorevole La Spisa, sperando appunto che poi questo accordo di fondo che viene mostrato in questa sede serva davvero a fare in modo che questa occasione per la ricerca, per il lavoro, per la Sardegna, per tutto quello che può essere questa cosa non vada davvero perduta. Quindi saluterei anche loro e li ringrazio di essere stati anche loro con noi. Sì. Fare invece un'ultima domanda a Max Cordeddu, che è stato un po'
quello che ha messo in circolo questa protesta e questa voglia di riuscire a fare qualcosa per questo sito. Ecco, Esatto. che è successo? Come l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Che cosa sta succedendo e come va avanti, come andrà avanti questa protesta? Certo. Sono una serie di domande che ci vorrebbero 24 ore per rispondere, sì. Al massimo 24 secondi. Farò un annuncio, va bene. Il territorio dove sorgerà questo Sardinia Radiotelescope è un territorio dilaniato dalla disoccupazione, c'è un'emergenza sociale. Io l'ho visto ieri durante una conferenza dove sono stato applaudito perché sono un cittadino, sono una persona che sta partecipando a uno sviluppo del territorio, però ci sono dei problemi perché noi come comitato abbiamo pensato a un campus turistico dove accogliere tutti i turisti provenienti da tutto il mondo. Solo che ci sono un po' di problemi perché sono stati creati delle altre strutture che servono anche queste, ma non è stato creato, diciamo, una ricezione per le migliaia di turisti che verranno. Per questo motivo noi chiediamo a tutte le forze politiche di appoggiare questo progetto che è in via di definizione di un campus con 250 posti letto che creerà un indotto nella zona, creerà una sorta di rinascita del territorio e questo lo chiedono i cittadini e se non ci verrà dato, anche se ho la collaborazione sia dell'Arcivescovo di Cagliari che ha benedetto questo nostro progetto, che cioè gli ho parlato dell'idea, ma anche del ausiliare di Cagliari e tanti altri soggetti. Ecco, già da Cagliari questo di esserci destra e sinistra insieme che lavorano per il bene comune è un segnale di cambiamento e noi vogliamo essere protagonisti come cittadini del nostro futuro, perché fino adesso è stata creata solamente disoccupazione fino al 40%, quindi dopo il telescopio e la ricerca, che va benissimo perché siamo partiti per salvaguardare la ricerca e la scienza, bisogna che il territorio sia in un certo qual modo rinfrancato da una piaga che è da decenni. Cioè basta con questa economia agropastorale, cioè si vuole mantenere in un certo qual modo la gente in questo stato, ma i figli dei pastori vogliono diventare qualcun altro. Emilio Lussu è nato in quelle zone e il campus è ecosostenibile, che verrà tra l'altro creato nei pressi della Sardinia Radiotelescope, è una struttura che non impatta con il Sardinia Radiotelescope, quindi vorrei essere chiaro perché ho chiesto a un altro luminare, ci sono voci che potrebbe impattare, non è così, quindi i cittadini chiedono lavoro. Io sento il 1° maggio, ieri, tutte queste parole sul lavoro, questo è un progetto, è un progetto valido e chiediamo la collaborazione. Ecco, grazie a Max Cordeddu. Allora, i cittadini che si mettono insieme in qualche modo sono veramente una forza. Succede in questo campo, succede, vorrei ricordarlo, nell'acqua, destra, sinistra, non ci sono state divisioni se non di fondo e di scelte culturali, che poi alla fine anche quelle hanno sicuramente un loro filone di cosa, però ecco, non ci sono state divisioni di partito, casomai di parte. Quando i cittadini si mettono insieme succedono molte cose a cui la politica poi deve dare assolutamente delle risposte. Grazie a Max Cordeddu. Posso dire solamente una cosa, perché si applica la Costituzione. Noi abbiamo la Costituzione che è sana ed è più recente di quando è stata fatta, quindi seguiamo la Costituzione, partecipiamo, perché quando noi chiediamo e ci uniamo, come dice Berlinguer, vinciamo. Grazie. Grazie a te. Noi